Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Gianna sosteneva le sue illusioni. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita e viva la vita. La gente si spasta e comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso. Chi vivrà vedrà. Gianna non cercava il suo Pigmalione. Gianna difendeva il suo salario dall'inflazione. Gianna non credeva a canzoni o UFO. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, buonasera e buon lavoro a te, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1211 di oggi, mercoledì 10 giugno dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zappa o WhatsApp, oppure 0292947222 se volete intervenire per telefono quando ve lo dirò io. Ma adesso, implacabile come sempre, qui Parlamento, diritto e rovescio con Pierluigi Magnaschi. Vai pure Natalia. Nello scorso domenica e lunedì c'è stato in Italia il secondo tempo delle elezioni amministrative, delle elezioni locali. Hanno infatti rivotato i cittadini di quei comuni nei quali non c'era stata una lista che aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Si sono quindi svolti quelli che vengono denominati ballottaggi, cioè le prime due liste dichiarate tali dal voto precedente sono quindi state risottoposte al vaglio degli elettori per poter dichiarare qual era che avrebbe vinto la competizione elettorale. In complesso e a livello nazionale i ballottaggi hanno confermato, pur nella diversità dei casi, un sostanziale pareggio fra centrodestra e centrosinistra. Ma il dato più significativo e anche preoccupante è un altro. Nel giro di solo 2 settimane, infatti, i partecipanti al voto, che nel primo turno erano stati pari al 60% degli aventi diritto, si sono ridotti al 52,8%.
cioè in 15 giorni gli astenuti sono aumentati del 7,2%, un'enormità. Qui Parlamento. E io do il bentornato e la bentrovata alla senatrice Erika Stefani, che vi ricordo essere capogruppo in Commissione Giustizia al Senato. Senatrice, bentrovata. Sì, buonasera a tutti, buonasera, un piacere risentirvi e ritrovarvi. Grazie. Pensavo a lei giusto oggi perché mi è arrivato il copriruota sinistro della Vespa, quello che si mette sotto la ruota di scorta. Ho detto devo fare una spedizione fino a Trissino, devo andare a trovare la senatrice Stefani, che come tutti sanno è una Cosa ci provetta sfidiamo motociclista. Vespa Suzuki. Come? Così ci sfidiamo Vespa contro Suzuki. Cioè, praticamente a lei piace vincere facile. Bonci, bonci, bom bom bom. Cioè, io se arriva a 80 all'ora col vento a favore è già tanto, e lei mi viene a dire Vespa contro Suzuki. No, Abbi ma pazienza. dipende in quale curva. Se tieni 80. Pure in quale curva? Adoro la sua Certo. ironia. Certo, Allora, senatrice, senta, invece passiamo a un argomento, diciamo, molto meno frivolo purtroppo. Il DDL di maggioranza in materia di tutela dei minori, che è nato dopo i fatti della famiglia nel bosco. A che punto siamo? Ora abbiamo concluso su questo disegno di legge, che nasce con la firma dei capigruppo dei gruppi parlamentari di maggioranza al Senato, quindi di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e nel centro. Si tratta di un disegno di legge per il quale sono già state fatte tutte le audizioni che hanno rilevato criticità e profili positivi. E pertanto adesso è stato assegnato il termine per gli emendamenti, che saranno qui a 2 settimane, e quindi con quegli emendamenti valuteremo magari cosa recepire, cosa non recepire per migliorare il testo. Io in questo contesto sono il relatore, per cui ho una funzione particolare che è quella di fare la sintesi, voglio dire, delle varie proposte che vengono fatte in commissione e di presentare poi il disegno di legge in aula. Certo. Ecco di cosa si tratta, perché l'argomento può sembrare molto tecnico, ma in realtà è un argomento sì delicato, ma che va a coinvolgere veramente sempre di più moltissime realtà, perché quello che anni fa era un fenomeno, diciamo, ristretto ad alcuni contesti, no? Magari suburbani, dei contesti disagiati, di profonda periferia, che poteva essere quello di un problema riguardante proprio i minori all'interno della famiglia. Oggi, come avete visto e si vede, voglio dire, anche dalle notizie di cronaca, ci sono sempre più situazioni particolari che sono sottoposti anche al giudizio di tribunali, con gli esiti poi che un po' si vedono. Perché questi fenomeni? Perché abbiamo un contesto sociale che sta diventando sempre più complicato, perché uno, non abbiamo contesti familiari di quelli tradizionali, no? Vi sono famiglie che magari hanno o culture anche diverse, o che sono insediate in contesti dove vi sono culture magari diverse, approcci diversi. Ci sono i bambini che sono di una fragilità enorme, ragazzini che di una fragilità enorme per tutte le circostanze, voglio dire, di una realtà che è diventata veramente, se è difficile per noi adulti, figurati per i bambini. E che cosa accade? Che ci sono questi provvedimenti, sono dei provvedimenti drammatici, che sono quelli che riguardano l'allontanamento del minore, cioè quando viene disposta proprio che il bambino, la bambina, il ragazzino e la ragazzina vengono allontanati e magari affidati a case famiglia o affidati ai servizi sociali. Sono dei contesti ovviamente di grandissima drammaticità. Ciò che è stato un po' rilevato nel corso del tempo è che la nostra normativa, cioè proprio la formulazione stessa del codice, non riesce a rispondere completamente
a quelle che possono essere anche di un mondo anche magari anche cambiato, ma non solo. Qual è il problema che era stato sollevato, che è stato sollevato, e perché questo disegno di legge interviene in una materia così difficile? Questo è perché quando si fanno questi procedimenti, no, si apre magari su una segnalazione, chi è l'organismo, qual è la figura che va a, virgolette, indagare il contesto, analizzare il contesto e fare una relazione di com'è la situazione? Questi sono i servizi sociali. I servizi sociali che predispongono una relazione, che vanno a verificare magari un contesto pregresso, perché magari questa era una famiglia che magari era già stata segnalata ai servizi sociali, e costruisce un'analisi di questo, chiamiamolo proprio contesto, no? Come vivono, qual è lo stato di salute, qual è il rapporto con la famiglia, qual è lo stato, non so, anche stesso dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e quant'altro. Ora, ciò che è stato un po' rilevato, la Casa del Bosco, allora, la famiglia del Bosco, cioè, è un caso molto particolare, cioè è chiaro che è un caso molto particolare. Ma qui apposto poi ha diviso, no, anche l'opinione pubblica fra coloro che magari dicono sì, perché un figlio deve essere allevato solo con i dogmi e le sovrastrutture della società attuale, o è meglio con una formazione educativa diversa? Cioè, in realtà non è solo chi decide e chi non decide, ma è proprio ha diviso gli italiani anche su alcune, diciamo, le scelte, no? Cioè fino a che punto lo Stato, virgolette, può intervenire a decidere, Stato, il Tribunale, può intervenire su quali possono essere le scelte migliori per il ragazzo. Ora, il disegno di legge che cosa fa fondamentalmente? Il disegno di legge prevede che nel momento in cui si sta parlando di ipotesi dove potrebbe essere disposto l'allontanamento, dice che il giudice è obbligato a far fare una consulenza tecnica d'ufficio. La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento che esiste già nell'ambito della procedura civile, e che affida a degli esperti un tipo di valutazione normalmente su questioni tecniche. Cioè, tanto per dire, la CTO è quella che determina, magari il consulente tecnico d'ufficio viene incaricato dal tribunale, in questo caso il giudice che lo sceglie in un albo, e che prevede, per esempio, in un caso di successione, cioè una causa magari ereditaria, e che la CTO valuta, ad esempio, fa una perizia sul valore, per esempio, degli immobili dell'eredità da dividere, no? Qui viene prevista proprio, la chiamano proprio con questo termine, consulenza tecnica d'ufficio obbligatoria, e che prevede che un collegio, praticamente perché è un collegio peritale, dove ci sono più professionisti con competenze specifiche riguardo proprio di quel procedimento, devono procedere a fare una verifica se vi sono delle condizioni di pregiudizio per la salute psicofisica del minore, riguardanti ovviamente l'ambiente familiare, quali possono essere gli interventi possibili che possono risolvere il contesto, per cui anche l'allontanamento, e poi una valutazione di quelle che possono essere le conseguenze dell'allontanamento. Ecco, questo permette quindi non solo al giudice di avere in mano la relazione dei servizi sociali, ma anche un'analisi completa, affidandola proprio a dei professionisti. Ora, importante in questo disegno di legge è che venga comunque riaffermato, e tutte le audizioni sono state quasi d'accordo su questo elemento, cioè il disegno di legge va bene perché prevede che l'allontanamento sia una misura residuale, ovvero solo quando non vi è nessun'altra alternativa. Cioè non deve esserci l'allontanamento ovviamente per questioni bagatellari, per cose minimali, perché togliere dalla casa familiare un bambino, una bambina, un ragazzino, una ragazzina, chiaramente crea loro un particolare turbamento. Dobbiamo vedere se quel turbamento dell'allontanamento possa controbilanciarsi con il turbamento che avevano nel restare in casa. Poi che è previsto comunque che vi debba essere una motivazione
analitica da parte anche per il giudice nel momento in cui dà conto di quelle che possono essere le alternative e le ragioni della scelta. E poi perché si diceva che questo è un disegno di legge che dà una risposta a quella denuncia che è stata fatta, e non solo, voglio dire, all'interno, voglio dire, di convegni, ma anche da Strasburgo, per avere dato una sorta di delega in bianco ai servizi sociali su tutte queste analisi. Il fatto che comunque ci sia un collegio peritale, ci sia multidisciplinare. E poi che le spese della CTU non siano a carico delle parti, ma che sia a carico dell'erario. Ora, sono state sollevate anche però delle criticità. Uno dice, ma perché prevedere sempre l'obbligatorietà di questa consulenza? Nel senso che potrebbe esserci degli elementi probatori già sufficienti. Ma altri dicono, ma bisogna stare attenti che l'analisi che viene fatta soprattutto da questi professionisti che vengono indicati, che sono il neuropsichiatra infantile, il medico pediatra, sembrano tutti un po' di taglio sanitario, quasi a dire che l'analisi sia circoscritta a una questione medica, a una questione esclusivamente sanitaria, quando invece i contesti sono molto diversi, possono essere molto variegati. E poi l'altro grande dubbio che è posto, che speriamo di riuscire a risolvere con gli emendamenti, si dice, ma se il CTU, questa consulenza tecnica, mi deve rispondere quali possono essere gli interventi possibili su una situazione difficile, in una famiglia difficile, cioè se decide il CTU se fare l'allontanamento o non l'allontanamento, se è il CTU che deve fare la valutazione delle conseguenze, va a finire che la decisione viene demandata e consegnata a questi esperti e non invece al giudice, il quale non ha solo in mano, non dovrebbe avere in mano solo la CTU, la consulenza, ma ha in mano la relazione dei servizi sociali, ha in mano le prove, cioè altre prove tipo le testimonianze, tanto per dirne una, no? O anche magari le stesse dichiarazioni da parte del minore, per cui occorrerà cercare di migliorare il testo e di fare sì, ecco, che non ci sia una delega in bianco ai consulenti per rispondere, voglio dire, a questo tema molto difficile. E giusto per fare una chiusura, ora, questo è un argomento che, ripeto, riguarda il provvedimento di allontanamento del minore, però sappiamo bene che il tema dei minori è un tema difficilissimo e che sta occupando non solo gli articoli di giornale dove vengono evidenziate delle particolarità e una crisi del mondo giovanile, per non continuare a dire le solite storie delle baby gang, di ragazzini che si riuniscono magari a organizzare quello che una volta potevano essere delle mere goliardie e diventano poi invece degli atti diventano degli atti di violenza. Il tema della delinquenza minorile, la vera e propria delinquenza minorile, siamo stati costretti a modificare anche la normativa attuale per fare sì che quello che una volta si chiama riformatorio, che vi siano comunque delle sanzioni anche più gravi in modo da responsabilizzare questi ragazzi, ma di responsabilità anche della famiglia, sempre nell'ottica ovviamente di recuperare. C'è tutto un sistema poi anche di ammonimenti, cioè che per richiamare famiglia e ragazzi a stare attenti alla propria condotta. Comunque io penso che questo sarà uno degli argomenti sui quali dovremo lavorare molto. Adesso siamo in una coda della legislatura, ma sono certa che anche in quella prossima uno dei temi fondamentali che saranno affrontati sia sul settore giustizia che sul settore sanità, che sul settore educativo e sanitario, il tema del mondo giovanile, dei ragazzi e della delinquenza minorile dovrà essere prioritario. Sicuramente. Senatrice, io la ringrazio molto del suo tempo e soprattutto della sua approfondita e direi pure anche appassionata spiegazione, perché si sente che certe cose sa,
Io, lo sa, sono un avvocato mancato perché non ho avuto molta anima nello studio del diritto, però lei ci mette l'anima e la passione e quindi a maggior ragione merita tutto il miglior successo con questo DDL. Grazie. No, troppo gentile. Grazie a voi tutti, grazie veramente. Arrivederci. Grazie ancora. Arrivederci. Sigla e poi dopo la pubblicità Renato Carosone, Caravan Petrol del 58, tra poco. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Da Napoli, Napoli petrolifera. Caravan Petrol, Caravan. Ma già affittato no camel, ma già accattato no turbante rinascente con pennacchio rosso e blu. Con fiasca Mario da Murriella, c'era con petrolio americano, mentre ballano i beduini, mentre cantano i tribù. Come si bella a cavalla sto camella con vino, l'altra colla con turbante un archile. Quasi curioso mentre scava sto per tu, si scorda della non è cosa che un petrolio non c'è sta. Allah, Allah, Allah. Ma chi t'ha fatto fa? Come si bella a cavalla sto camella con vino, l'altra colla con turbante un archile. Con fiasca in mano e con camella, che guardi annanzi a folla a rete, reputa faccio tu lede, non si può più camminare. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:41 minuti e 25 secondi di questo mercoledì 10 giugno dell'anno del Signore 2026. Vi ricordo come sempre Zoom puntata 1211 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. L'ANSA, avete appena ascoltato Caravan Petrol di Renato Carosone, a noi grazie a 1958, tra poco vi diremo perché. Intanto l'ANSA flash salta la riforma dei medici di famiglia. Perché Caravan Petrol? Perché Trump ha detto che attaccherà l'Iran in maniera molto forte anche oggi. C'è stata, lo sapete, un'ondata di raid USA nella notte. Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, ha detto che qualunque aggressione avrà una risposta decisa e immediata. Ci sono stati raid israeliani su Tiro e infine in Libano un parà francese ucciso da un colpo accidentale. La testimonianza Bill Gates a Capitol Hill: non avrei mai dovuto incontrare Epstein, ma non ho mai molestato nessuno.
Consiglio dei Ministri, il governo accelera sull'IA, l'Italia prima di avere una normativa organica. Ancora Meloni all'assemblea di Confcommercio, l'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale. E poi per finire Time, Kimi Antonelli tra i 100 più influenti dello sport 2026. Infine i mondiali, scuole chiuse e telelavoro a Città del Messico per l'inaugurazione, provvedimento ufficiale del governo per garantire la mobilità. Milo Infante lascia la Rai per Mediaset, per me un punto di arrivo. Adesso diamo anche un'occhiata alla BBC. Trump dice che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran con forza quest'oggi. Il presidente americano avvisa che l'Iran pagherà il prezzo per aver sprecato troppo tempo per fare l'accordo, dopo che Teheran invece si impegna a vendicare, a ribattere a qualunque attacco. Adesso noi però parliamo di un fatto che c'entra pure con questa vicenda. Beh, vedete, l'Iran, lo sapete, ha i suoi proxies, i suoi utili idioti, Hamas, Houthi ed Hezbollah. Come non è, Hamas si deve mantenere e il tempo, da tempo, scusate la battuta, sta facendo un po' le pulci a un po' di soldi che dall'Europa vanno verso Gaza. E la scoperta lunedì è stata, ad opera del collega appunto Alessandro Bertoldi, che ringrazio per il coraggio e per la disponibilità. Il collega Alessandro Bertoldi ha scoperto una cosuzza, cioè che tutti questi soldi che apparentemente vengono mandati con delle onlus che si occupano di fare beneficenza a Gaza, aiutiamo qua, aiutiamo là, beh, in realtà quei soldi vanno a rimpinzare le casse di Hamas. State a sentire come funziona. Vai pure, Natalia. E allora, il mio ospite di stasera è il collega Alessandro Bertoldi, che scrive per Il Tempo, e immagino siate rimasti tutti colpiti dall'inchiesta esclusiva che Il Tempo ha pubblicato in prima pagina l'8 di giugno, tra l'altro i miei complimenti professionali con la dovuta invidia di categoria, perché come vedete esistono ancora quelli che fanno le inchieste. Ecco, vi leggo il titolo: ecco i soldi dall'Italia ad Hamas, Rami Abdui, file contabili dell'operazione Domino e un reticolo di legami solidi e storici, documenti e prove dell'indagine che ha portato a 9 arresti e al sequestro di 8 milioni. Traduzione di tutto questo: dall'Italia c'erano un flusso di soldi, correggimi se sbaglio, che arrivavano fino ad Hamas attraverso delle associazioni benefiche che erano riconducibili ad Hannun e Abdu, che sono questi due soggetti. Uno dei due, Hannun, è ancora in galera, se mal non ricordo. Questo perché sono più che contigui, sono contigui al movimento terroristico palestinese. Ho riassunto bene? Benissimo, direi. Intanto grazie per l'invito. Ben trovato. Sì, diciamo, utilizziamo il condizionale perché ovviamente c'è un'inchiesta della Procura di Genova in corso, per cui l'ipotesi di reato è questa, nel senso che questo flusso di denaro, peraltro raccolto in Italia, molto dei quali raccolto nel corso delle manifestazioni pro-PAL, come poi anche testimoniato dallo stesso Hannun e dagli atti della Procura, sarebbe, secondo gli archivi, i registri tenuti dalla stessa associazione di Hannun con sede a Genova, coinfluito verso Abdu, il quale ha altre organizzazioni, altre associazioni con sede in Svizzera. In particolare lui risiede in Turchia, dove Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma anzi viene, diciamo, abbastanza sostenuta dal regime turco, in considerazione del fatto che vengono definiti eroi della resistenza palestinese. Sappiamo che Erdogan più volte li ha, come dire, non solo difesi ma sostenuti, e molti dei quali vertici si sono spostati da Doha, dal Qatar alla Turchia di recente. Quindi questa è l'ipotesi. Ovviamente ci sono questi registri con nomi e cognomi, importi, parliamo di importi che sfiorano i 2 milioni di euro nel complessivo. Non credo ci sia, ma questo ovviamente
dagli inquirenti ancora la prova magari materiale di tutto questo importo, che questo importo sia stato interamente trasferito, in che modalità, ma immagino che saranno le indagini a delineare, diciamo, ulteriori elementi, a reperire ulteriori elementi probatori. Non è in carcere, anche se la procura, la Corte di Cassazione ha detto che bisogna provare che gli elementi siano più, diciamo, circostanziati e specifici, e quindi ne ha disposto la scarcerazione, ma sospendendola, quindi la scarcerazione è sospesa e c'è un riesame degli elementi probatori. Vedremo come finirà, credo sia questione di poco, di settimane, come finirà questo riesame. Ma il tema, diciamo, al di là delle questioni contabili, sono i collegamenti, quindi la connessione politica che abbiamo dimostrato con prove fotografiche, dichiarazioni degli stessi interessati, di altri soggetti, di legami decennali con Hamas, con i vertici di Hamas, addirittura due parenti che sono. E quindi questo è, diciamo, l'elemento politico. A me interessa molto più dell'elemento giudiziario o finanziario. È la dimostrazione che Hannoun, che poi abbiamo trovato anche nelle aule della Camera dei Deputati come rappresentante dei palestinesi in Italia, lo abbiamo visto cappeggiare le manifestazioni pro-Pal, eccetera, sia stato legittimato anche da certe formazioni politiche, in particolare dalla sinistra, e sia collegato a soggetti come lui stesso, sia simpatizzante di Hamas, come si è autoproclamato, ma sia collegato ad altri soggetti loro stessi connessi ad Hamas e così via. Quindi, diciamo, il tema è per l'Italia, se consideriamo Hamas un'organizzazione terroristica come la considera l'Unione Europea, gli Stati Uniti, Israele e molti altri paesi al mondo, dovremo forse, diciamo, preoccuparci di più delle frequentazioni anche della nostra classe dirigente. Sicuramente. Ma qualche giorno prima della pubblicazione della vostra inchiesta, e comunque ripeto i miei complimenti, Suad Sbai parlava di un caso che sembrerebbe analogo in Germania. Beh, diciamo allora che è proprio, si potrebbe ipotizzare l'esistenza di una vera e propria rete di finanziamento che è attiva in tutto il vecchio continente. Allora, io mi trovo in questo momento negli Emirati Arabi Uniti, che è il paese che più combatte l'Islam politico, sì, che fa riferimento come ideologia a quel movimento che adesso è un po' più noto, ma comunque sempre troppo poco noto, che si chiama Fratellanza Musulmana, di cui l'onorevole Sbai, che è un'amica, è una esperta illustre. Certo. Allora, la Fratellanza Musulmana non corrisponde esattamente ad Hamas, ma è collegata ad Hamas. Però noi non dobbiamo immaginare soltanto Hamas, cioè la Fratellanza Musulmana, come un'organizzazione, ma dobbiamo anche immaginarla come una filosofia politica di riferimento. Cioè, mi spiego meglio, noi siamo abituati a pensare a Hamas, Hezbollah, che sono organizzazioni con una gerarchia. Sì. La Fratellanza Musulmana invece, diciamo, diffonde in vari modi, anche molto pacifici, un'ideologia che è quella di imporre l'Islam come filosofia politica degli stati, o quantomeno diffonderla all'interno di tutti i paesi in tutto il mondo. Parliamo dal Sud America fino all'Europa in maniera molto importante adesso, ma prima hanno provato a farlo soprattutto nei paesi musulmani, essendo nati, diciamo, a cavallo tra l'Egitto e poi la Svizzera. E quindi noi dobbiamo immaginare questa organizzazione, cioè quella di cui ha parlato e di cui parla spesso l'onorevole Sbai, rispetto soprattutto
all'Europa, alla Francia, al Belgio, alla Germania e anche all'Italia, ma diciamo in forma leggermente minore finora, come un'organizzazione che propaga un'ideologia per affermare la superiorità dell'Islam rispetto a qualsiasi altra regola, qualsiasi altro credo. E quindi c'è chi poi questa la interpreta in vari modi e ad esempio dirò una cosa forte, ma purtroppo è la verità: l'attentato di Modena è la dimostrazione che questa ideologia porta i suoi frutti, perché come noi al tempo col direttore Capezzone abbiamo sostenuto dall'inizio, non si tratta solo di un pazzo, certo uno che diciamo investe le persone di proposito con la macchina non è sano di mente, ma anche gli jihadisti probabilmente non sono sani di mente, ma sono comunque dei terroristi. In questo caso abbiamo visto poi le mail che il ragazzo ha inviato all'università 3 anni prima dicendo diciamo con turpiloqui e insulti verso i cristiani, verso Cristo, di una violenza inaudita. Questo dimostra come lui, anche se non parte di un'organizzazione, si sia ispirato a quel tipo di attentati che sono, diciamo, istigati e incentivati da questo tipo di ideologia. Indubbiamente. Però sai, quello che più mi colpisce è 2 cose. La prima, questo abbraccio mortale, questo bacio della morte a sinistra, che peraltro ricorda molto Sottomissione, il romanzo incubo di Michel Houellebecq. La seconda, non vedo nel paese una presa di coscienza. Non c'è, perché come dicevamo prima, tutti cercano le organizzazioni, quindi Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, le organizzazioni famose, ok? Mentre l'Islam politico si stenta, talvolta anche la classe dirigente stenta a credere che la fratellanza musulmana sia un'organizzazione, come dire, attiva e concreta e produca azioni concrete e tangibili, ma in realtà lo fa anche quando lo fa soltanto dal punto di vista ideologico, tant'è che io ho scritto un libro su questo che uscirà a breve, e sui collegamenti, per tornare a quello che tu dicevi poco fa, con la sinistra radicale in casa nostra, ma anche con i regimi della sinistra radicale o cosiddetti comunisti socialisti del Sud America, ad esempio, dove erano culo e camicia di Maduro. Certo, non solo l'Iran, che ufficialmente era, diciamo, alleato di Maduro in Venezuela, di Castro a Cuba, di Ortega in Nicaragua, e ha avuto, diciamo, ottime relazioni anche con governi di sinistra come quello brasiliano e quello argentino prima, ma addirittura in Venezuela avevamo visto stabilirsi Hezbollah nella regione di Bolivar, quindi in mezzo alle foreste, per assoldare gli indigeni. Abbiamo visto l'Iran reperire l'uranio, come testimonia uno degli alleati di Chavez, ex alleato di Chavez, e abbiamo anche questo scritto sul Tempo con un'intervista esclusiva. Il Venezuela appunto ha ceduto probabilmente dell'uranio da arricchire all'Iran. A Cuba sia Hezbollah che l'Iran cercavano di farne una base, diciamo, di intelligence o comunque di informativa, e il supporto poi ideologico propagandistico a Hamas, correlandolo alla causa palestinese, per finire poi comunque al fatto che abbiano sempre strizzato l'occhio alla fratellanza musulmana, la quale in alcuni paesi in Europa è addirittura alleato strutturale della sinistra radicale. Basti pensare a Mélenchon in Francia, dove non c'è assolutamente nessun problema, loro, diciamo, viaggiano a braccetto in maniera esplicita. Io voglio. Hanun poteva essere qualcosa di simile, diciamo, ma grazie alle nostre forze dell'ordine, alla nostra magistratura,
diciamo che c'è stata una frenata, però c'è molto lavoro da fare per spiegare che questa ideologia e questi movimenti sono una minaccia reale per l'Occidente. Certo. Senti, ma in tutto questo, a parte il fatto che vedo che non c'è molta reazione da parte delle testate nazionali, ma detto ciò, cosa possiamo fare per difenderci? Ma allora dobbiamo sicuramente, il lavoro delle forze dell'ordine è fondamentale, il lavoro dei servizi segreti e il lavoro della magistratura sono le cose più importanti in queste situazioni, ma poi c'è un lavoro politico-culturale enorme da fare. Cioè, citavamo prima l'onorevole Sbai, cioè la sensibilizzazione sul tema, quello che ci chiedono, che mi hanno chiesto anche in questi giorni qui negli Emirati Arabi Uniti, è quello di veramente parlarne e continuare a far capire il fenomeno in modo che venga riconosciuto soprattutto dalla classe dirigente ma anche dalla gente, e quindi per poi combatterlo. E soprattutto la cosa più importante da fare quanto prima è designare la Fratellanza Musulmana come organizzazione terroristica, come hanno fatto su 17 paesi che l'hanno già fatto nel mondo, 13 sono musulmani e l'hanno già fatto anche gli Stati Uniti, l'Argentina, in parte la Germania e l'Austria. La Francia ha fatto una risoluzione in Parlamento, gli Emirati Arabi Uniti invece, l'Uzbekistan, l'Arabia Saudita, l'Egitto, la Giordania e molti altri paesi a maggioranza musulmana li hanno banditi, li hanno messi fuori legge e li hanno arrestati. Quindi se noi non procediamo nella stessa direzione, ascoltando non solo gli israeliani, che comunque, nonostante tutto quello che si possa pensare di male, sono il nostro avamposto in Medio Oriente, ma anche soprattutto i nostri in questo momento, perché li conoscono meglio di chiunque, i nostri alleati arabi come gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e in parte l'Arabia Saudita. Questi è fondamentale. Se loro ci dicono, ci consigliano di fare questo, come non dargli retta, voglio dire, no? Certo, indubbiamente. Senti, ma diciamo una cosa, tu appunto sei a Dubai. Da Dubai come si vede tutto questo? Che cosa dicono i tuoi contatti da quelle parti? Perché è evidente che mi viene difficile definire la Giordania un paese razzista se definisce come si dice, la Fratellanza Musulmana come un movimento terroristico, perché tanto vedrai che se questo governo dovesse dichiarare i Fratelli Musulmani movimento terroristico, automaticamente la sinistra in Parlamento griderebbe al razzismo, al fascismo, a tutto questo ciarpame qua. Ecco, come si vede da lì invece la situazione? Cosa dicono i nostri amici musulmani, i nostri amici arabi? Perché voglio dire, non c'è solo l'Islam politico, ci sono anche quelli per bene. Certo. Ecco, quelli per bene che dicono? Però una citazione testuale, ma senza dire di chi è, non posso. Ma la miglior descrizione della situazione in Europa, in Occidente, ma in Europa molto di più che negli Stati Uniti ovviamente, è l'assenza di una leadership e di una visione. Cioè, quello che oggi manca è esattamente questo. Perché se noi non sappiamo chi siamo e dove vogliamo andare, non possiamo difenderci, non possiamo fare nulla di quello che loro stanno facendo, ad esempio, e ci stanno suggerendo di fare. E quindi diciamo che la visione che loro hanno di noi è quella che si può avere di un cugino in difficoltà, diciamo così. No, cioè, diciamo, c'è una famiglia che è quella della pace, della moderazione, della voglia di convivere pacificamente al di là delle differenze,
che è quella anche del libero mercato, perché parliamo di paesi dove comunque per certi versi ormai c'è più libertà economica e forse in alcuni casi anche più libertà individuali che in Europa, che ci dicono, ci prendono per mano e ci dicono: vi prego, ascoltateci, cioè seguite quello che vi stiamo dicendo di fare, perché in parte sono anche disinteressati, in parte sono interessati dal fatto che il rafforzamento di questi movimenti anche per loro tornerebbe ad essere un problema. Ma poi rispetto al conflitto, alla situazione geopolitica, anche il conflitto medio orientale in generale, oggi gli Emirati Arabi Uniti sono, e viceversa, il più stretto alleato regionale di Israele, e il che è paradossale, perché loro non capiscono perché in Europa ci siano le manifestazioni pro-Pal tutti i giorni e non ci sia un sollevamento, diciamo, di popolo e soprattutto della classe dirigente contro la minaccia islamista, estremista e anche terroristica. E peraltro nel conflitto medio orientale parliamo di un mostro come il regime della Repubblica Islamica Iraniana, che ha dimostrato di vedere molto peggio addirittura degli israeliani, poi dal punto di vista oggettivo, i loro vicini arabi, perché ovviamente i loro vicini arabi rappresentano esattamente quell'alternativa al loro modello. Gli Emirati rappresentano un paese in crescita dove ci sono, diciamo, il 99% delle libertà, dove ci sono tutta una serie di uno stile di vita che è un mix tra quello arabo e quello occidentale ben riuscito, e loro da questo punto di vista gli iraniani dicono: noi per dimostrare che combattiamo contro tutti i nostri nemici attacchiamo ancora di più i paesi arabi, i nostri vicini, che sono alleati dell'Occidente, come hanno fatto con gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Kuwait, che sono stati attaccati brutalmente. Addirittura gli Emirati hanno avuto il doppio dei lanci di missile da parte rispetto ai missili che l'Iran ha lanciato contro Israele in questo conflitto. Quindi, e in questa situazione gli israeliani, diciamo, intervengono in soccorso con la tecnologia degli Emirati, e gli Emirati intervengono, contribuiscono alla guerra contro il regime con degli attacchi mirati che ci sono stati nelle scorse settimane, nei mesi scorsi. Quindi questo è il quadro. Il paradosso è una regione che va, se non ci fosse l'Iran, andrebbe verso una pacificazione, e che guarderebbe all'Europa soprattutto con affetto ma con preoccupazione, dicendo: ma com'è possibile che voi non riusciate ad unirvi e a combattere insieme a noi il male, perché stiamo parlando del male. Infatti. Senti, ma io sto pensando a Di Battista, a tutti quegli altri onorevoli, a quelli che se ne sono andati con la flottiglia 1 e la flottiglia 2, eccetera, eccetera. Come fanno questi a capire una cosa del genere? Non so se lo capiranno mai, perché c'è una componente ideologica molto forte in quello che loro fanno, un pregiudizio, una componente ideologica molto forte. Cioè, mentre io, come anche te, come anche Suad, come Capezzone, per citare alcuni amici, ma diciamo potremmo citarne molti, certo, che non hanno quel tipo di caratterizzazione ideologica. Parliamo con gli arabi, parliamo con gli israeliani, parliamo con i sudamericani, loro parlano tendenzialmente con quelli che gli danno ragione. Quelli che gli danno ragione sono quelli che fondamentalmente vogliono usarli come utili idioti per raggiungere il loro scopo. E loro sono diventati gli utili idioti dell'islamismo. Sì. E quindi sono reciprocamente utili, perché loro pensano di essere furbi, diciamo, attraendo voti ed elettori
i cosiddetti nuovi elettori, diciamo questi blocchi di voti che magari l'Islam politico come la Fratellanza Musulmana controlla e riesce a far convergere sulla sinistra o su alcuni candidati, come abbiamo visto anche di recente, mentre l'Islam politico dice: ma a noi cosa ce ne frega della democrazia? No, la democrazia non interessa, noi votiamo questi perché questi comunque ci coinvolgono, ci fanno fare quello che vogliamo e alla fine, quando saremo al potere o quando saremo indispensabili, useremo la democrazia per imporre le nostre regole. Certo. Questo è l'obiettivo. Certo. O comunque per scalfire quelle che sono le regole, le tradizioni e la natura stessa delle nostre civiltà. Loro non capiranno questo perché sono entrati in questo vortice, per cui qualcuno potrebbe capirlo, soprattutto nella sinistra più, diciamo, liberal, potrebbe, insomma, è già successo, ci sono quelli che lo capiscono, ma purtroppo oggi abbiamo, se consideriamo la sinistra radicale, Bonelli, Fratoianni un 7% e un 13-14 5 Stelle, questa componente sicuramente è alleata in maniera strutturale e all'Islam politico e, diciamo, ne fa un suo uso, quindi parliamo di un 20% comunque che nel caso di una vittoria della sinistra peserebbe per metà della coalizione. Indubbiamente. A quel punto sarebbe difficile anche per il Partito Democratico o per forze più moderate dire no, noi ci opponiamo, e poi quando arriveranno, come è già successo in Francia, in Belgio, in parte in Germania e nel Regno Unito, in posizioni apicali, ovviamente, e c'è il caso di New York poi che è il più emblematico, sì, no? dove è un'edizione 4.0 mix. Io lo cito nel mio libro come proprio la crasi tra Islam politico e socialismo, perché in una sola persona, il sindaco di New York, Mamdani, troviamo sia il socialismo, quello crudo, che l'Islam politico, perché ha dimostrato in più occasioni di simpatizzare per la Fratellanza Musulmana, l'ha persino difesa quando era al governo in Egitto con Morsi. Quindi abbiamo, oltre all'antisemitismo che è ovviamente in crescita ovunque, e lui ritiene che Israele non abbia il diritto di essere uno Stato ebraico. Abbiamo veramente tanti esempi ormai e dobbiamo lavorare per farli conoscere, perché prima o poi sono convinto che invece gli italiani, così come altri popoli, il concetto lo capiranno e poi la democrazia farà il suo corso. Ecco, appunto, e infatti questa è l'ultima domanda che ti pongo, ringraziandoti del tuo tempo. Ma la democrazia ce li ha o no gli anticorpi davanti a tutto questo? Io credo che non li abbia in questo momento e che purtroppo si dovrà arrivare a delle situazioni molto brutte, diciamo quasi alla guerra civile in alcune regioni, in alcuni posti, per poter affinché, diciamo, escano gli anticorpi per reagire. E noi speriamo che questo ovviamente non succeda in Italia, ma temo che in Francia e in Belgio possa succedere. Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain abbiamo visto cosa è successo a Parigi, e gli stessi dicevano per strada nelle interviste: occhio Marine, che quando vincerai noi faremo questo e tu non prenderai mai il potere. Cioè hanno già in mente di fare questo qualora vincesse la destra, quindi la guerra civile. A quel punto, davanti a una guerra civile che comunque lo Stato democratico dovrebbe vincere, ma potrebbe essere anche molto lunga, noi e altri paesi che siamo meno permeabili a questa situazione, a questi fenomeni, potremo reagire in maniera abbastanza forte per evitare che succeda anche a noi quello che è successo. Io prevedo questa cosa qui, ma spero di sbagliarmi. E poi alla fine sulla flottiglia
vedrete altre cose perché proseguiamo questa inchiesta. Già, anche perché, sai, mi divertirò molto a leggere quello che scriverete, perché c'è sempre una domandina che questi saltano puntualmente. Sì, va bene, ma i soldi per comprarvi le barche chi ve li ha dati? Bravo, esatto. Quindi io attendo di farmi 4 risate leggendo il Tempo. Noi su questo non rispondiamo perché non sappiamo i soldi, ovviamente non abbiamo gli strumenti investigativi per sapere, ma metteremo in evidenza delle connessioni inconfutabili, esplicite, legate sempre ad Hamas, e oltre a quello che poi gli israeliani hanno detto l'anno scorso, che nei documenti rinvenuti, che poi sono stati da alcuni sono stati definiti inattendibili perché potrebbero essere stati falsificati, va bene, ma non sono necessari documenti in cui Hamas chiedeva a tutta la sua struttura di sostenere in tutti i modi la flottiglia, bastano i collegamenti delle persone, basti pensare che il signor Abdou, di cui abbiamo parlato nella prima edizione, è stato già nel 2010, nel 2011 tra i fondatori, poi portavoce e coordinatore della flottiglia. Ma guarda un po'. Diciamo che i collegamenti non mancano e loro sono proprio la dimostrazione, chiudo, dell'utile idiota per eccellenza di cui parlavamo prima. E io non ho altro da aggiungere, per cui aspetto di leggerti ancora sul Tempo. Grazie e buon lavoro a voi tutti, non solo a te ovviamente, a tutta la redazione del Tempo. Grazie direttore, grazie a tutti voi, anche a voi una buona giornata. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda A Berlino tutto bene, Germania, Italia ed Europa nelle parole di Roberto Giardina. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:14 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Abbiamo un messaggio al 340-670-9659 a commento appunto della chiacchierata con Alessandro Bertoldi. Ve lo vado a leggere il nostro Maurizio, che ringrazio del suo tempo. Bel servizio, grazie. I fratelli musulmani vanno messi fuori legge come in tanti stati arabi ed europei e americani. Cosa aspettiamo? Vergogna, solo parole, la gente è stanca. Maurizio. Allora, adesso diamo un'occhiata all'ANSA. Vi dicevo, la notizia di stasera è che salta la riforma dei medici di famiglia. Riecco di nuovo Maurizio, immagino. Flottiglia, come avevo richiesto, tutte le barche vanno affondate. Non sarebbe una cattiva idea manco questa. Allora, vi dicevo, salta la riforma dei medici di famiglia, scrive l'ANSA, ira di Bertolaso, lascia il tavolo e annuncia le dimissioni. La decisione è comunicata in un incontro tra i tecnici del Ministero e le regioni. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva, tramite decreto legge, l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute Marco Mattei agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicina al rinnovo. Il testo, presentato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci alla Conferenza delle Regioni e poi da queste rielaborato, non era mai stato formalmente presentato, ma era diventato oggetto di polemiche e scontro con i sindacati che chiedevano di essere coinvolte nelle scelte che riguardano in prima persona. In ultimo era emerso un dissenso interno al centrodestra, con alcuni partiti che avevano fatto pressione per un passo indietro. Lo stop alla riforma ha scatenato l'ira di chi più di altri l'aveva difesa, cioè l'assessore alla sanità della regione Lombardia Guido Bertolaso. Secondo quanto si apprende da fonti regionali, scrive ancora l'ANSA, quest'ultimo, presente all'incontro tra tecnici del Ministero della Salute e assessori regionali alla sanità,
se ne sarebbe andato dal tavolo annunciando le dimissioni. Con questo noi abbiamo finito, adesso tocca a Roberto Giardina che ci spiega come la Germania si stia italianizzando. Al termine ci saluteremo con Le orme, verità nascoste del 1976. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani 18:15, sempre con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera, vai Roberto, vai Natalia. E allora, questa sera, per questa quarta puntata di A Berlino Tutto Bene, ancora una volta il padrone di casa che ci accoglie sulle rive della Sprea è l'ottimo Roberto Giardina. Buonasera Roberto, ben trovato. Buonasera Antonino, buonasera a tutti. Ich bin prima, giusto? No. No, è giusto. Ich bin perfetto. prima, ich fühle mich prima, cioè mi sento bene. Insomma. Perfetto. Ecco, il tema di stasera è questa Germania che si va italianizzando. Cioè, partiamo da una vecchia storia che io ricordo più di una trentina di anni fa. Questo ragazzo, figlio di emigrati italiani, che faceva il pizzaiolo da mia zia Santina d'estate, che un giorno spiegò che gli italiani li chiamavano spaghetti freschi. Il suo soprannome in Germania era spaghetti freschi. Ecco, mi pare che quell'epoca sia finita, perché ora l'Italia non è più soltanto pizza, Alfa Romeo, Baffineri, Mandolino, Mafia e che siamo dei Latin lover. Adesso mi pare che la Germania molte cose, diciamo così, le stia prendendo dal nostro paese e non è affatto uno stereotipo, anzi, diciamo che gli diamo pure i punti su alcune cose, o no, Roberto? No, hai perfettamente ragione, perché però, come dicevi, i tedeschi hanno imparato un po' a dimenticare i loro pregiudizi. I pregiudizi sono per sempre, quando succede qualcosa di negativo saltano fuori le vecchie idee, ma adesso sono costretti anche a cambiare idea, e non è solo da ieri, è da un po' di tempo che cambiano idea. Io sempre, per non citarmi addosso, una volta in un libro avevo scritto: il mondo sarebbe migliore se gli italiani cominciassero a copiare un po' i tedeschi e i tedeschi un poco anche gli italiani. Io adesso dovrei dire, forse non è che mi hanno letto troppo, perché non ho venduto milioni di copie, però i tedeschi hanno esagerato. Gli italiani ancora proprio tedeschi all'antica non sono diventati. Quindi, però i tedeschi sono avvicinati un po' agli italiani e stanno imparando dagli italiani. Decisamente. E senti, nell'imparare dagli italiani, che cosa loro hanno apprezzato molto? Mi pare che, insomma, vogliono che arrivi Italy, cioè la catena appunto del cibo di qualità italiano, poi ancora per esempio il fatto che Italo stia andando a insegnargli come che si fanno i treni veloci. Tra l'altro, se non sbaglio, qualche anno fa un giornale tedesco scrisse che i migliori treni d'Europa sono i nostri, cosa che un tempo probabilmente non si sarebbero nemmeno sognati di scrivere, ma manco in un inserto satirico. Eppure... Ma infatti, i treni veloci, Italo oppure Freccia Rossa, intanto sono puntuali, sono veloci, sono più veloci di quelli tedeschi, in una situazione, diciamo, un po' handicappata. Noi siamo pieni di montagne, ci sono gli Appennini che dividono l'Italia tra est e ovest, poi basta che se c'è un guasto sulla linea Roma-Milano, l'Italia si spezza in due. La Germania è più facile, ci sono meno gallerie, meno ponti, però in realtà il treno tedesco, gli italiani sono più veloci, sono puntuali e costano un terzo di quelli tedeschi, e il servizio a bordo diciamo, c'è un minimo di servizio a bordo, cosa che in Germania hanno completamente dimenticato. E tanto per dire quello che sta succedendo, nel 28 arriveranno i primi Italo a Berlino, a meno che il governo non riesca a bloccare, visto sempre ovviamente gelosie economiche. E però la notizia di ieri in realtà, è che Stuttgart 21, cioè Stoccarda 21, era la costruzione di una stazione sotterranea tipo Bologna, cioè bypassare la stazione di Bologna. Il primo progetto risale a 1994, per il muro della cattura 5 anni, sono passati praticamente 32 anni e ancora la stazione non è finita. Doveva essere finita nel 21, come diceva Stoccarda 21, e adesso hanno annunciato che non sarà finita neanche l'anno 21, ma se va bene nel 31, quindi ci vorranno praticamente 37 anni per fare una stazione che non so quanto ci hanno messo a Bologna a fare la loro.
e essendo grandiosi, per fare questa stazione nel centro di Stoccarda hanno distrutto mezza città, cioè hanno abbattuto centinaia di alberi, hanno fatto fallire i negozi che stavano al centro perché dovevano aprire nuovi centri commerciali che ancora non esistono. Quindi solo questo progetto dimostra come non solo il rapporto di Berlino è durato 20 anni, ma anche altri grandi progetti ritardano e quando finiscono non funzionano bene, come il rapporto di Berlino, e costano 3-4 volte il previsto. Certo. Senti, ma oltre a questo fatto, diciamo così, Churchill diceva che i tedeschi non sanno improvvisare, noi siamo i figli dell'arte d'arrangiarsi, ma lo hanno imparato un pochino ad arrangiarsi pure loro? No, questo no, non riescono a improvvisare. Quando qualcosa va contro le previsioni, che le loro previsioni sono sempre perfette, sono sicuri che andrà tutto come hanno previsto, quando ovviamente sempre c'è qualcosa che va storto, non sanno come reagire e quindi vanno in tilt, sono presi dal panico in tutti i settori, dal calcio alla politica all'economia. Certo, chiaramente. E senti, oltre a questo, diciamo così, mi pare che la Germania stia anche aspettando che vengano gli italiani a salvare Commerzbank. Com'è questa storia? Ecco, questo mi hai anticipato, perché Commerzbank era l'unica banca tedesca, grande banca tedesca, che ha una forte partecipazione statale, quindi era la seconda banca dopo la Deutsche Bank. Adesso Unicredit tenta la scalata alla Commerzbank, ostacolata sempre dal governo centrale di Berlino, come i tedeschi cercano sempre di ostacolare le scalate, loro le fanno loro all'estero, ma non vogliono che nessuno entri a casa loro. Però in realtà gli azionisti di Commerzbank sono favorevoli all'entrata di Unicredit, quindi chi ha i soldi veramente in gioco vorrebbe gli italiani. Quindi anche non solo un treno italiano, ma anche una banca italiana è considerata più affidabile di una banca tedesca. Ritorniamo alla Deutsche Bank. La Deutsche Bank non è soltanto una banca tedesca, è stata parte della storia tedesca. È nata quando è nata la Germania unita con Bismarck, e poi ha sempre seguito l'evoluzione della storia nel bene e nel male. Certo. Col nazismo, dopo Herrhausen, che era il capo della Deutsche Bank, anche se ufficialmente i capi dovrebbero essere due, ma lui era il primo dei capi, era l'amico intimo di Helmut Kohl, e fu lui a gestire l'unificazione della Germania. Quando Kohl gli chiese, quando cade il muro, e dice: mo che facciamo? Adesso che si fa della Germania Est? E Herrhausen gli rispose: ce la compriamo, cioè cinicamente investendo. Io ho fatto un po' di calcoli che saranno sbagliato, diciamo che la Germania Est a metro quadrato è costata 2 euro a metro quadrato. Ecco. Quindi se è stato un affare o no, dovrebbero essere i tedeschi a rispondere. Insomma. Beh, a giudicare dai voti che piglia l'AfD, mi pare che l'affare l'abbia fatto la Germania Ovest, ma non quella Est. Ecco, perché lì è stato veramente una specie di conquista, perché non tutte le imprese della Germania Est erano obsolete, c'erano vecchie aziende storiche che avevano anche risalivano alla Repubblica di Weimar, che funzionavano bene, ma non erano... Guarda, ci sono qua sopra, dentro le loro borse pronto, 2 Praktica fabbricate con le lenti Zeiss Jena, Carl Zeiss Jena, chi è esperto di fotografia avrà i brividi di goduria. Ecco che in questo momento stanno bellamente dicendo: Roberto, ti vogliamo bene. Lo dicono in tedesco, non so come si dice, però sento apprezzamento da parte delle 2 Praktica sopra di me che stanno ascoltando sta discussione. La Leica invece, che è qua davanti a me, tace con un sorriso sornione, devo dire la verità, perché quella è tedesco occidentale, quindi figurati. Ma infatti prima della caduta del muro stava già iniziando un'unione, diciamo, fra i giapponesi e la Leica, cioè i giapponesi avrebbero gestito tutta la gestione internazionale, l'esportazione, la produzione
diciamo non di super elite, ma sempre di altissima qualità, ma anche adatta a una distribuzione mondiale. Poi è finito tutto quando è caduto il muro, ma diciamo che non so, quando è caduto il muro ho fatto il giro di tutte le piccole le industrie, piccole e grandi, della Germania Est. Quando il muro era caduto, ma la Germania Est esisteva ancora, l'unificazione è arrivata 11 mesi dopo. E quindi ho visto dove facevano le gallette, tipo i Vasa, no? E questa era una ditta che risaliva a 1930. E la capa, che era una donna, molte donne erano già dirigenti in Germania Est, disse: ma noi non possiamo concorrere adesso con la concorrenza, diciamo, della Vasa, che fa prezzi in dumping, cioè sotto il costo, a prezzi commerciali sotto il costo, e noi non possiamo reggere, quindi è chiaro che prima o poi chiuderemo. E avevano circa 1000 dipendenti. I treni diciamo, frigoriferi, non erano vetture frigorifere, erano proprio treni frigoriferi con una centralina e vetture che dovevano attraversare dall'Europa, arrivare fino in Cina, attraversando Gobi. Certo. Gobi vuol dire già il deserto di Gobi, quindi Certo. abbassare la temperatura o aumentarla. Quindi, e questi erano i migliori al mondo. Naturalmente hanno chiuso perché si è presi la Siemens. La Siemens ha preso il know-how e tutti i contatti con la Cina all'epoca, perché naturalmente i tedeschi dell'Ovest dissero: ma i rapporti con l'Unione Sovietica non sono redditizi. E poi naturalmente la storia è cambiata, quindi è stata veramente diciamo occupata la Germania Est. Questo senza fare un discorso politico, è stata occupata dal capitale. E adesso diciamo, i dirigenti d'azienda in Germania, solo il 9% è nato nell'ex Germania Est. Secondo il rapporto, diciamo, in base alla popolazione dovrebbe essere almeno il triplo. Quindi ancora, diciamo, la Germania Est, i tedeschi dell'ex Germania Est guadagnano quasi quanto quelli colleghi dell'Ovest, il 10% in meno in media, ma dal punto di vista gratificazione sono rimasti indietro. Certo. Senti, ma in tutto questo, ecco, oltre a ciò, mi pare che ci sia anche un po' di Calabria che si mette a comandare dalle parti della Germania, il che mi sembra vedere l'acqua che torna in cielo mentre piove. Chi è? Tale Daniela Cavallo, nome tipicamente tedesco. Non ho afferrato subito, sì. Io devo avere conosciuto suo padre, ma mi è insaputo, voglio dire, perché lei è la figlia di un immigrato italiano degli anni 70, nata a Wolfsburg, cioè la città della Volkswagen, e adesso è diventata capa del sindacato interno della Volkswagen, quindi ha sotto di sé 600.000 colleghi, tra quelli che lavorano in Germania e quelli che lavorano all'estero. Quindi per gestire, diciamo, i rapporti di lavoro in una situazione difficilissima, perché la Volkswagen vorrebbe chiudere 4 stabilimenti su 10 in Germania, e i tedeschi si affidano a questa signora Cavallo, che tutti gli anni dice che va in vacanza in Italia, torna in vacanza in Italia. Io ho detto forse ho conosciuto suo padre perché nel 73, quando ci fu un'altra crisi dovuta alla guerra del Kippur, sempre per il petrolio, sì, la Volkswagen annunciò di voler rinunciare a migliaia di dipendenti, dando dei premi alle dimissioni, perché in realtà la liquidazione non esiste in Germania. A questo punto in Italia i giornali scrissero: i tedeschi vogliono licenziare gli immigrati italiani. Allora si lavorava in un'altra maniera, il giorno che il mio giornale di allora mi mandò a Wolfsburg, e io vidi che la situazione era diversa, cioè la Volkswagen non voleva premiare gli italiani che si dimettevano, perché diceva: questi sono i lavoratori migliori, noi li vogliamo tenere, vogliamo che si dimettano gli impiegati tedeschi che non ci servono a nulla. Cioè li disincentivavano, incredibile, ci vogliamo tenere gli italiani, è clamoroso. Sì, no, gli italiani erano 10.000 euro, diciamo 10 milioni dell'epoca, sì. Per un immigrato era una fortuna, poteva finire la casa al sud, poteva aprire un negozietto, e per i tedeschi no, perché dovevano cercarsi un altro posto di lavoro, come facevano. Quindi in realtà si dimettevano solo quelli che stavano per andare in pensione.
Ma gli italiani invece non volevano perderli. Indubbiamente. E senti, ma questo apporto italiano quanto ha modificato comunque l'indole tedesca? Cioè, rispetto al tempo in cui sei arrivato tu, che ti guardavano dall'alto in basso, che eravamo ancora i traditori, quelli del voltafaccia dell'8 settembre, era anche il tempo, c'è da tempo, scusa la ripetizione, gira da un po' sui social questo video del 73 di questo comico tedesco che dice proviamo l'atmosfera e comincia a fare zig zag, oi oi oi, rispondono tutti, ip ip ip, urrà, e poi alla fine gli fa sig e tutti Heil, e lì cala il gelo nella sala e lui dice non pensavo di trovare tutti questi vecchi camerati qui stasera. Sì, diciamo che quando io sono arrivato in Germania avevo 28 anni, ero il più giovane corrispondente all'estero e naturalmente con me mi ignoravano, perché è chiaro che io non potevo essere stato un traditore, ero appena nato durante la guerra, quindi non se la prendevano con me personalmente. Però c'erano vecchie battute che Helmut Schmidt, il cancelliere tedesco, disse una battuta invece cattiva, perché gli italiani comprarono non so quanti carri armati Leopard, i Panzer tedeschi sempre i migliori del mondo, che all'epoca avevano 5 marce, quindi erano dei gioielli militari. E Schmidt disse: ma che servono questi carri armati agli italiani se a loro basta una sola marcia, la marcia indietro? Ecco. Per dire, scappano sempre. Quindi questo anche Schmidt, che poi in realtà lo chiamavano di Schnauzer, cioè il grugno, lui era sempre bofonchiava ed era un po', trattava male un po' tutti, però ci aiutò tanto quel famoso prestito all'Italia, quello garantito da loro, quindi poi alla fine alla sua maniera era amico dell'Italia, però i pregiudizi ce l'aveva contro i soldati italiani, ecco, insomma. Certo. Senti, ma a proposito della Germania di oggi, e Palla chi è Palla? Palla dipende, perché lei è nata in Alto Adige, sì. Quindi dovrebbe essere per i tedeschi e tedesca, per gli italiani e italiana. In realtà adesso la chiamano l'italiana. Lei è l'esperta che lavorava in Austria, è un'esperta di treni, Evelyn Palla, l'hanno chiamata per sanare la Deutsche Bahn, cioè per salvare le ferrovie tedesche. Lei è la grande capa delle ferrovie tedesche. Il suo primo passo è stato, non so se era italiano o tedesca, che aveva 8 grandi dirigenti e ne ha fatti, non licenziati, insomma, ne ha rimossi 3 su 8, 3 sono andati a casa. Cioè, 8 sono troppi, ne bastano 5. Se bisogna tagliare i posti di lavoro, tagliamo dal vertice, non dal basso, insomma. Senti, oltre a questo, diciamo così, vedo che la Germania ora si trova peraltro a leccare le ferite del famoso progetto per un cacciabombardiere che avrebbe dovuto fare di sesta generazione in collaborazione con la Francia e invece adesso questo progetto non si farà più. Ma la Germania, quest'asse franco-tedesco, sta vacillando oppure no? Ma l'asse franco-tedesco è fra due falliti, perché se si votasse domani Macron non verrebbe assolutamente più rieletto. E Merz adesso l'ultimo sondaggio è soltanto il 20% dei tedeschi gli dà almeno la sufficienza, il 6, no? Gli altri lo bocciano. E anche nel suo partito c'è un gruppo che vorrebbe che si dimettesse e hanno già un sostituto, che sarebbe un altro primo ministro regionale. Perché in realtà lui aveva litigato con la Merkel e abbandonò la politica, questo 15 anni fa, e nel frattempo si è dedicato all'economia, è diventato milionario. Ma lui è sempre ha lavorato come avvocato nei consigli di amministrazione, personalmente non ha mai fatto nulla come dirigente d'azienda, diciamo. E adesso lui in realtà come politico non riesce a dirigere la sua squadra. E quindi in realtà Merz è fallito, Macron è fallito, fallisce questo asse franco-tedesco e vogliono fare la guerra a Putin con un altro fallito che è Starmer. Anche Starmer, il primo ministro britannico, dai sondaggi non sarebbe più rieletto. Quindi come facciamo la guerra alla Russia?
Bella domanda. E poi Bella perché dobbiamo farla? Insomma, io adesso l'ho già detto, dico, Ucraina, dico, bisogna chiedere agli ucraini cosa vogliono fare, perché io da giornalista non posso dire continuiamo a combattere, perché vanno a morire loro. Cioè, io da quando che sento in Germania ci sono 1.200.000 ucraini che sono fuggiti in Germania, quasi tutte donne e bambini, ma le donne parlano e vorrebbero che la guerra finisse, perché rischiano di perdere i mariti, i fratelli. Infatti. Quindi e poi diciamo, se Putin non riesce a battere l'Ucraina, perché dovrebbe conquistare l'Europa? Infatti. Ecco, questa è una domanda. Io poi se dico questo già divento un putiniano, per carità, Putin sarà un gangster, però se sfidi un gangster devi sapere che ti spara addosso, insomma. Poco ma sicuro. E poi per sfidare il gangster devi essere un gangster, anzi un gangster e mezzo. Sì, appunto. Com'è che diceva quello? A brigante e mezzo, diceva Sandro Pertini, quindi io ci starei attento. Senti, questa settimana la politica tedesca cosa segna il barometro? Tempesta? Come siamo messi? Ma continuano a fare questi sondaggi, il barometro è sempre, diciamo, non più tendente al basso, perché penso che si sia raggiunto il fondo, perché ormai, secondo i sondaggi, l'AfD è il primo partito, il partito di Merz, la CDU, segue con 7 punti di distacco, quindi non credo che riesca a colmarli. E poi i sondaggi in Germania sono abbastanza sicuri, perché una volta c'erano meno partiti, adesso sono sempre meno che in Italia. Poi i tedeschi hanno il vizio, secondo loro, di dire la verità, magari mettono a se stessi, però nei sondaggi quasi sempre rispondono quello che pensano, non quello che pensa che faccia piacere all'intervistatore. Ecco, questo. Certo. Senti, diciamo così, in tutto questo naturalmente gli appuntamenti politici sono sempre quelli e c'è sempre questa incognita dell'AfD che continua a crescere senza posa. Io ho l'impressione che la politica tedesca non sia in grado di reagire alle sollecitazioni rappresentate dalla crescita dell'AfD. Come mai? Ma ci sono vari motivi per la crescita, ognuno ha la sua idea. L'AfD era a 4% nell'estate del 2015. A settembre la Merkel non chiuse le frontiere, arrivarono 1.100.000 disperati, fuggiaschi, che non chiamano immigrati, perché emigra chi vuole cercare lavoro, fuggivano dalle guerre, dalla fame, quello che vuoi. E 3 mesi dopo, anzi 4 mesi dopo, l'AfD aveva triplicato dal 4%, cioè non entrava neanche in Parlamento, è arrivata al 12%, adesso è al 29%. Allora, se tu dici hanno reagito all'ingresso degli stranieri, delle cose, diventi un razzista, è un dato di fatto. E perché bisogna neanche dimenticare che al Capodanno del 2015, cioè pochi mesi dopo, ci furono la notte di Capodanno a Colonia, 2000 giovani arabi ubriachi aggredirono 1 miliardo di donne tedesche. Sì. Ecco, e la stampa tacque per 5 giorni, nessuno disse nulla, per paura che questa notizia avrebbe danneggiato la Merkel. Quando fu scoperto ci fu uno shock, cioè i tedeschi persero fiducia nei mass media e non hanno più raggiunto quel livello di credibilità che avevano allora, e è cominciato a salire la destra. Poi si sono aggiunti altri fattori, cioè è entrato in crisi il Made in Germany, provocato anche dalle scelte sbagliate del governo, quello passato di Olaf Scholz, che era tenuto sotto controllo dai Verdi. Anch'io voglio salvare il mondo, però se tu dici che le auto a benzina non devono morire entro il 2035, nessuno le compra più, e le auto elettriche nessuno le vuole perché costano sempre il doppio, e in Germania col freddo che c'è una batteria dura al massimo 500 km, è chiaro che poi è entrata in crisi l'industria automobilistica. Poi si è aggiunta questa folle burocrazia, cioè
diciamo, i Verdi, compreso anche i socialdemocratici, per il tuo bene ti ordinano di fare tutto. Cioè i Verdi volevano proibire nelle mense scolastiche, nelle mense aziendali, che venissero offerti i würstel, ma se è il piatto preferito dai tedeschi, saranno loro a decidere se vogliono mangiare una salsiccia oppure no. È vero che fa male al colesterolo, però non può il governo dire anche quello che devi mangiare. Poi, tornando alla battuta iniziale, adesso però i würstel sono stati superati nelle mense, almeno scolastiche, dai giovani, dagli spaghetti bolognese, che hanno poco da vedere con quelli originali di Bologna, insomma, però, e poi dalla pizza, ovviamente. Chiaro. Ma anche la pizza farà male se ne mangi solo pizza tutta la vita, però voglio dire, il governo non si deve occupare di queste cose. Esatto, esattamente. Sotto questo profilo siamo ampiamente libertari, direi. Cioè il governo non ha il diritto di entrare nelle camere da letto, poi, negli stomaci dei diciamo cittadini. Che vogliono codificare tutto. Adesso perfino io poi non sapevo che lavorano privatamente negli ospedali, cioè chi aspetta un bambino fa seguire la sua allevatrice che lavora in ospedale. E adesso per se lavorano più dell'80% del tempo che serve a una nascita, devono essere pagate meno perché sfruttano gli impianti dell'ospedale e devono tenere verbali di quello che stanno facendo di 5 minuti in 5 minuti. Cioè una allevatrice che assiste una gestante deve anche tenere un diario di quello che fa minuto per minuto. Questa è una follia. È una follia, quindi è chiaro che molte si stanno dimettendo, quelle che sono abbastanza anziane dice ne abbiamo le scatole piene, non lavoriamo più. È il minimo, direi, è il minimo, perché veramente qui siamo all'assurdo addirittura. Ogni 5 minuti, come fai a tenerlo ogni 5 minuti mentre una donna sta partorendo? Ma qui veramente viene la battuta di Checco Zalone, ma sono del mestiere questi. Secondo me è uno che ha avuto quest'idea. Secondo me è un uomo, perché se no non si spiega. È uno... Cioè deve essere un maschio molto probabilmente. Stavo dicendo, no, vabbè. Sì, ecco. Se io vado dalla mia dottoressa di base, che mi conosce da 15 anni, adesso lei per visitarmi ha solo 3 minuti. Se mi visita per più di 3 minuti deve spiegare perché. Perché la mutua gestisce anche i tempi, no? Cioè sembra la scena del medico della mutua quando ad Alberto Sordi viene il coccolone, che era sceso anche sotto il minuto e mezzo. Lei per fortuna dalle 8 alle 10 riceve senza appuntamento, sempre se uno ha un problema. Io quindi non è mai puntuale. Io l'ultima volta era un appuntamento, me lo ricordo ancora, alle 11:15, mi ha ricevuto all'1:20, quando già la sua studio era chiuso. Eravamo rimasti noi due e lei mi ha detto: ho avuto una paziente che si è sentita male, mi scuso. Dico: ma no, si vede che lei perde tempo con i suoi pazienti. Quindi, e siamo stati a chiacchierare mezz'ora. Ha fatto tutto lei, mi ha fatto la pressione, tutto, e abbiamo chiacchierato. Quindi per lei mi spiegava che parlare con un paziente è anche una terapia. Certo, soprattutto indubbiamente. Anche io ho un amico, non mio medico, che è stato un geriatra, cioè lui è in pensione e curava gli anziani. E lui diceva: ma io facevo molte visite private a casa ed ero rimproverato dalla mutua perché ne facevo troppe. Ma poi andavo a trovare una persona che stava bene, ma se era solo a casa, poteva parlare solo con me. Quindi io parlare con me, poi io misuravo la pressione, era tutto lì, ma io evitavo che cadesse in depressione. Quindi anche le chiacchiere sono una cura. Veramente senza parole, veramente senza parole. Senti Roberto, ma ci stiamo preparando per le vacanze? La scuola è finita? Perché qua in questa settimana le scuole hanno chiuso i battenti. Lì? Vediamo un attimo. Sì, ecco. Sì, i tedeschi già sono sempre molto, giocano sui tempi, quindi hanno già programmato le vacanze di quest'estate, anche se costeranno molto più care del previsto, però diciamo che la previsione è che aumenteranno i turisti che rimarranno a casa loro, cioè vanno in vacanza, quelli che stanno a nord vanno in Baviera, quelli bavaresi vanno sul Baltico, insomma è più sicuro che andare in vacanza alle Maldive o alle Seychelles.
dovrebbe essere favorito il turismo in Italia, perché più delle conti ci puoi venire ancora in auto. Quindi queste sono le previsioni grosso modo, insomma. Ho capito. E senti, le scuole hanno chiuso i battenti o lì come funziona d'estate con le No, quella è scuole? una cosa, ogni regione chiude a date differenti, in maniera da evitare che tutti i tedeschi partano in vacanza tutti insieme. Quella che parte per ultima e torna per ultima è la Baviera. A Berlino si va in vacanza e torna ai primi di luglio e si torna a metà agosto, sono già tutti di nuovo a scuola. Però, già ad agosto, mamma Sì. mia. E come fanno a stare con quel E beh, caldo a ad scuola? agosto magari c'è il riscaldamento acceso. Niente di meno. Senti Roberto, per concludere, ringraziandoti come sempre, a Berlino tutto bene? A Berlino tutto bene, i tedeschi diventano anche un po' più ottimisti di quanto sono di solito loro tendono al pessimismo, questo già è una buona notizia. Se ti fanno prendere, vedono tutto nero, entrano nel panico ed è un guaio anche per l'Europa, quindi meglio che i Infatti. tedeschi siano ottimisti. Ottimo, grazie Roberto. Grazie a te Antonino. Avete ascoltato A Berlino tutto bene. Germania, Italia ed Europa nelle parole di Roberto Giardina. A Berlino non penso mai se si può vivere, non sogno mai. Vorrei raccogliere il tuo mondo e liberare i grandi sogni e colorare i tuoi disegni di disperate notti bianche e ridere come chi vince la sua vita in un gioco perdente. Vorrei riprendere il viaggio che ho già percorso al tuo fianco per diventare il tuo cavallo e trasportare dolcemente il peso del tuo amore, cancellando ogni dubbio in te. Vorrei tornare nei nostri luoghi per risentire le parole che sussurravi ad un sordo, ma ecco il tempo che non tace. Vorrei far vivere questa nuova ed immensa verità.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.